Stringono i tempi e la situazione si fa tesa per i lavoratori di ACC Wambao e per tutta la provincia di Belluno. Giovedì prossimo l'incontro a Roma sarà fondamentale. Ci attendiamo soluzioni diverse che garantiscano il mantenimento del sito produttivo, dicono i sindacati che in delegazione sono stati ricevuti a Palazzo dei Rettori dal prefetto Esposito. Speriamo vivamente che ci sia stato un dibattito, un accordo è forse estremo, comunque un qualcosa per il nostro proseguimento. Facce affaticate quelle dei lavoratori in piazza. In tanti, nonostante il turno di notte, sono saliti sul pullman che li ha portati davanti alla prefettura per il presidio in concomitanza allo sciopero di 4 ore a fine turno. Non c'è tanta voglia di parlare, come dar loro torto, considerando che l'età media delle maestranze non concede scappatoie di sorta e la preoccupazione è palpabile. Sì, di tutte le famiglie, di tutti quelli che lavorano qua e poi di quelli che sono stati licenziati a settembre, tutti. E non si sa perché sono in pochissimi quelli che hanno trovato lavoro, quelli che sono stati lasciati a casa a settembre. In questi mesi i sindacati hanno lavorato per una soluzione di continuità. Non abbiamo mai tenuto in considerazione l'ipotesi della chiusura e qualora ci fosse, hanno detto al prefetto, ci si deve attendere problemi di ordine pubblico. Se ci sarà, come speriamo, una soluzione positiva, che vuol dire magari una cessione dell'azienda, bisognerà costruire un percorso, sicché c'è l'importanza anche che il prefetto ci supporti su questa cosa. La strada resta comunque in salita. È una grande bomba sociale in quanto non pensiamo che sono solo 290 famiglie, ma ci sono anche tutti quelli che gli girano attorno.